Buonasera amici appassionati hockey pista, ben ritrovati dal Pala Ferrarin di Breganze. Questa sera quarti di finale, gara 2 playoff, scudetto di Serie 1. Il Viareggio sbarca a Breganze dopo la vittoria all'overtime durante la partita gara 1, dove si è imposto sul Breganze per 8-4 e quindi primo match point per la squadra toscana. Dall'altra parte Breganze non vuole abbandonare anzitempo la competizione, quindi stasera gara veramente aperta. Andiamo a vedere intanto quelli che sono i roster che possono schierare gli allenatori, partendo dagli ospiti del Viareggio con Emiliano Torre, Sergio Festa e Selva, quindi Nicola Palaggi, Luca Lombardi, Reinaldo Ventura, Davide Gavioli, Fernando Montigel, Liam Rosi, Leonardo Barozzi, l'allenatore ovviamente del signor Francesco Dolce. Dall'altra parte invece risponde Diego Mir con Bruno Sgari, Andrea Dalla Valle, Mattia Cocco, Samuele Muglia, Eloy Michans, Gerard Texido, Stefano Dal Santo, Lucas Martinez, Andrea Borgo e quindi Fabio Mabilia. Questa sera appunto non c'è Bruno Sgaria, al suo posto c'è Andrea Borgo per il Breganze. Gli arbitri saranno i signori Claudio Ferraro di Bassano, Simone Brambilla di Agrate Brianza. Arbitro ausiliario sarà il signor Damiano Chiminazzo, mentre il cronometrista è il signor Gregory Pavan. Partita che inizia in questo momento. Andiamo a vedere i roster, ovviamente Barozzi in porta, quindi Palaggi, Montigel, Selva e Ventura. Per quanto riguarda il CGC dall'altra parte invece parte il miglior starting five di Diego Mir con i tre stranieri dentro, quindi Martinez, Teixido, Michans e quindi Cocco. Ovviamente in porta non può che esserci Sgaria. E partita iniziata da qualche secondo, 10 per l'esattezza, ovviamente il risultato sul 0-0 e pallina del Breganze che prova a lavorare subito con Capitan Cocco. Breganze stasera deve recuperare la partita. Ricordiamo che i playoff non possono finire in parità, quindi dopo gara 1, visto che si va in semifinale alla meglio delle tre partite, questa è una partita decisiva in un senso o nell'altro. Subito Martinez al tiro, però pallina sporcata da Ventura, quindi stasera è una partita da dentro fuori. Breganze deve portare la bella a sabato. Dall'altra parte Viareggio vuole chiuderla subito qui questa sera per andare in semifinale, ma ovviamente Breganze non ci sta. Intanto pallina che deve essere recuperata dietro i tabelloni, pallina che dovrà essere rigiocata dal Breganze con Martinez. In questo momento torna indietro verso Michans sul gol del 4-4, sempre su rigore, rigorista per eccellenza del Breganze, Eloy Michans, arrivato quest'anno il catalano. Prova un tiro intanto piuttosto centrale Mattia Cocco, però va a commettere anche un fallo di squadra, il primo fallo di squadra quando è passato meno di un minuto, e Viareggio ci riprova con Montigel. Supera adesso il centro della pista, prova ad allargare ancora per Palaggi, prova ad allargarsi adesso il Viareggio, prova ad andare per vie laterali, tiro dalla distanza di Geppi Selva, pallina che viene respinta però da Sgaria, può ripartire Teixido, subito però fermato da Selva, quindi Capitan Cocco, dialogano i due sulla sinistra della pista. Michans quindi dall'altra parte prova a cercare in profondità ancora Martinez, torna verso il centro della pista, cerca il pertugio Cocco, pallina che però viene sporcata, riproposto ancora da Teixido, ma arriva molto lenta dalle parti di Barozzi, quindi Montigel in avanti, Palaggi, Ventura. Ovviamente dovrà essere il Breganze a fare un po' la partita questa sera senza fretta, perché sappiamo che nell'hockey cosa significhi ogni secondo, ogni minuto. 50 minuti sono tantissimi nell'hockey pista di gioco effettivo. Con ogni probabilità il Viareggio attenderà le mosse del Breganze per cercare di infilarlo magari in qualche contropiede. Dall'altra parte Breganze dovrà essere brava a non scoprirsi. Intanto il tiro centrale ancora una volta di Geppi Selva dalla distanza, e questo è un po' il leitmotiv di questi primi minuti, con un Viareggio che prova dalla distanza, non prova ad andare ad affondare per non scoprirsi troppo. Michans adesso per Breganze prova ad allargare ancora verso Martinez, ovviamente atteso, grande atteso in questi playoff Lucas Martinez, dopo che ha finito
la stagione regolamentare con ben 32 reti all'attivo. Attenzione intanto a Ventura, staffilata di Ventura centrale, attenzione pallina che rimane lì, per poco non ne approfittava proprio Geppi Selva, pallina che in qualche maniera è stata allontanata, ma Viareggio che rimane in possesso di pallina e dialoga adesso al centro della pista con Ray Ventura. Preferisce tornare però ancora un po' del playmaker del Viareggio Geppi Selva. Ventura prova a vedere se c'è la possibilità di un dai e vai, viene chiuso subito però molto bene da Capitan Coco, quindi ancora in avanti Selva per Ventura, con ogni probabilità si vorrà arrivare quanto più possibile vicino ai 45 secondi. Ancora, come si può notare, un tiro dalla distanza del Viareggio che non vuole scoprirsi l'allenatore Francesco Dolce, massima cautela ovviamente. Viareggio andare sotto questa sera sarebbe veramente difficile. Attenzione intanto a Teixido, ci prova per Braganza. Teixido, era il tiro anche ben angolato, ma buona la parata di Barozzi. Martinez allarga ancora per Coco in avanti, Martinez non riesce ad avere il controllo della pallina, un bel taglio e Martinez che lo aveva suggerito, poi purtroppo è finito a terra al centro dell'area. Non ci pare ci sia stato niente di particolare, ma è bella l'idea del Breganze che sta studiando in questi primi minuti. Bisogna dire che Breganze ha fatto una grande partita di gara 1 portando il Viareggio all'overtime sul 4-4. Teixido, intanto il tiro di Teixido che finisce all'atto alla sinistra di Barozzi. Teixido che rimane in possesso di pallina, marcato da due, riesce in qualche maniera a dare palla a Martinez, quindi ancora per Michels, avendo uno spiraglio prova il tiro ma Geppi Selva lo respinge. Ventura riparte a rimorchio, Ventura staffilata di Ventura fuori alla sinistra di Bruno Sgaria, pallina che comunque rimane nelle stecche dei viareggini con Ventura dietro porta di Bruno Sgaria. Si preferisce tornare dietro verso Montigel, cerca una certa pressione il Breganze sul portatore di palla. Si prova adesso Palagi con ancora Viareggio a manovrare, ancora centro della pista, Montigel dietro ancora una volta per Geppi Selva in velocità. Geppi Selva, tiro di Geppi Selva fuori dallo specchio della porta, rimane comunque in possesso di palla, pallina che è stata comunque toccata a Bruno Sgaria. Cronometro che torna indietro ai 45 secondi ancora disponibili per Viareggio. Ci prova intanto Geppi Selva a mettere lì una pallina sporca. Abbiamo visto anche all'andata in un paio di occasioni queste palline come poi possono essere alla fine giocate molto bene dalla squadra. Gol di Del Santo ad esempio è proprio uno di questi esempi durante la partita di gara 1. Pallina intanto che deve essere rigiocata a Palagi sul punto di battuta. Montigel lì vicino pronto a ricevere, lo riceve in questo momento dietro ancora per Ray Ventura. Geppi Selva supera adesso la metapista, tutto chiuso lì davanti, deve scaricare dietro, inizia la pressione degli uomini di Diego Mir e fa bene perché riesce a sporcare pallina proprio Teixido e quindi può recuperarla in tranquillità. Michels prova Martinez, subito due su di lui però Selva e Ventura, riesce a scaricarla in qualche maniera verso Mattia Coco. Ancora Michels prova in velocità, gira a 3, adesso centro della pista la squadra di Diego Mir con Martinez che cerca il Pertugge però marcatissimo da Palagi in questa occasione. Prova Teixido a farsi spazio, Teixido, il tiro di Teixido fuori dallo specchio della porta con Coco che va a recuperarla, va a posizionarsi dietro porta di Barozzi. Ancora 10 secondi per arrivare alla conclusione, ci proverà adesso dalla distanza proprio Michels, il tiro centrale, nessun problema ovviamente per Barozzi, pallina che viene presa molto bene da Palagi, può allargare ancora per Geppi Selva. 18 minuti 40 secondi alla fine del primo tempo, sempre 0-0 qui al Palaferrarina, gara 2, quarti di finale playoff. Viareggio avanti 1-0 con computo partite, adesso Montigel verso Selva che perde però pallina, quindi Martinez può recuperarla. Martinez, il tiro di Martinez sporcato proprio da Palagi. Martinez che riesce a rimanere in possesso di palla ma viene spinto la balaustra proprio da Selva e quindi arriva anche il primo fallo di squadra del Viareggio, uno anche quelli commessi dal Breganze, con pallina adesso che dovrà essere rigiocata proprio dal Breganze sul vertice in basso a destra della porta di Barozzi. Martinez riceve Michels per lo scambio,
anche la squadra di Francesco Dolce. Adesso inizia una pressione sul portatore di palla. Intanto vediamo che è andato a terra Cocco, anzi no, Cocco, scusatemi, è stato Michans che è andato a terra. Non l'abbiamo visto effettivamente che cosa sia successo, va lì Geppi Selva a scusarsi, due si danno la mano, nessun problema, si rialza il campione catalano breganzese. Vediamo che l'arbitro facendo che la pallina dovrà essere rigiocata dal Breganze. Teixido per Michans. Michans, sta affiliata di Michans, Barozzi ancora sugli scudi a dire di no, quindi Viareggio che può ripartire con Palagi dietro ancora per Ventura. Prova Ventura, supera la metapista, Ventura in velocità dietro porta di Bruno Sgaria, 17:44 da giocare in questo primo tempo. Ventura vede un pertugio, pallina che viene però sporcata da Michans, arriva però come un falco Geppi Selva, ma più bravo Michans a tirargliela via. Martinez dietro ancora per Michans, Cocco, difesa che però si è già rischierata del CGC, e attenzione a questo no look di Cocco, pallina che viene recuperata ma poi persa proprio da Palagi, quindi Cocco ritorna in possesso di palla, pallina che gli viene per un attimo sporcata proprio da Selva, preferisce ricominciare da Michans, centro della pista, lungo Balausta sulla destra, si accentra adesso Teixido, prova a lanciare Martinez, viene chiuso però da Ventura in fase difensiva e avanti per Michans, ma è chiuso tutto lì davanti. Fino ad ora le difese non si sono lasciate sfuggire nulla da una parte né dall'altra. L'arbitro intanto fa accenno adesso che è stata toccata la pallina da parte di un giocatore viareggino con il pattino, quindi il pallina che dovrà essere rigiocata dal Braganza con Cocco. Cocco sul punto di battuta, vediamo che l'arbitro intanto va verso gli altri due arbitri. C'è un conciliabolo, si avvicina un giocatore viareggino, Selva, viene allontanato però dall'arbitro, non abbiamo idea di cosa possa essere successo. Arbitro che adesso va a parlare anche con Ventura. Tutto pronto quindi per ripartire con Cocco dietro per Teixido. Teixido va al tiro centrale, Barozzi para. Palagi adesso in possesso di palla. Prova lungo Balaustra verso Montigel. Montigel dietro porta a suggerire per Ventura, ancora Montigel, prova a vedere il piazzamento dei suoi. Ventura prova il tiro di Ventura sul primo palo, però lì tutto chiuso da Bruno Sgaria. Il Viareggio rimane in possesso di palla, ancora Sgaria para, riesce a ridistendersi il Viareggio, prova in avanti il taglio di Cocco per Michans, troppo in avanti, non ci arriva Michans, quindi Montigel può andare a recuperare pallina per il Viareggio. Geppi Selva ci prova il taglio, non trova però nessun compagno, era riuscito a mettere dentro una pallina interessata, e dall'altra parte invece Cocco prova il taglio parato però questa volta da Barozzi. Pallina adesso di Ventura persa, era stato lasciato solo in mezzo a tre, adesso Cocco riesce a librarsi molto bene, tanto Samuele Muglia che è entrato in pista per la squadra di Diego Mira al posto di Gerard Teixido, e quindi Muglia va a prendersi anche un fallo di squadra, il secondo fallo del CGC, 15 minuti e 46 secondi alla fine di questo primo tempo. 0-0 ovviamente il risultato. Viene chiamata intanto la distanza regolamentare di 3 metri con Cocco. Pronto a suggerire per Michans, tiro di Michans però viene respinto subito da Selva che intuisce tutto, prova ad andare in avanti verso Palagi tergiversa un po', quindi preferisce scaricare verso Ventura.
ancora la squadra di Francesco Dolce, centro della pista ancora con Palagi, quindi Selva prova ad allargare verso Montigel. Viareggio che non ha nessuna intenzione di affondare, andare a forzare il tiro, attenzione perché l'ha respinta, e ancora arriva anche il tiro di Palagi che si lamenta di un tocco di pattino, ma che occasione del Viareggio in triple battuta. Proprio Bruno Sgaria si leva sugli scudi e riesce a mantenere il risultato sullo 0-0. Come si diceva, Viareggio che non va a forzare ma va a cercare proprio il pertugio, come è stato in questo caso. Attenzione, in questo caso Montigel, limite dell'area per Montigel, prova a metterla lì e Bruno Sgaria intuisce, palla tutto. Breganze che riprova a ripartire con Cocco, quindi Muglia prova ad andare via a Ventura, niente da fare, Ventura lo ferma. 14:30 alla fine del primo tempo, intanto l'arbitro vede un blocco e quindi il terzo fallo di squadra del Viareggio. Michans adesso prova tutto in solitaria, Michans, tiro che però viene respinto, trova il colpo proprio di Montigel, prova in velocità con Palagi. Tanto è entrato in pista anche Gavioli per quanto riguarda il Viareggio, le due reti nell'overtime che hanno spezzato gli equilibri in gara 1. Gavioli dietro ancora verso Ventura, quindi prova ad allargare per Palagi. Dall'altra parte la difesa del Breganze chiude tutti gli spazi, ci prova ancora Palagi, dietro porta di Bruno Sgaria, non trova nessun compagno per suggerire, quindi prova ad aprire ancora una volta verso Gavioli, attaccato da Martinez, quindi passano i 45 secondi necessari per andare alla conclusione, pallina che deve essere rigiocata dal Breganze. Intanto arriva anche Stefano Dal Santo in pista per il Breganze, 2 reti per lui nella partita di andata. Dal Santo ancora per Muglia, si gira Muglia, tiro di Muglia, Gavioli però la respinge, pallina che rimane comunque lì nelle stecche dei rossoneri con Capitan Cocco, che viene per un attimo anticipato proprio da Palagi. Attenzione, Cocco scivola, riesce a recuperare comunque pallina, Cocco prova il giro dietro porta a sorprendere Barozzi, nulla da fare. Montigel, tiro di Montigel però respinto dai gambali proprio di Martinez. Muglia adesso in velocità, preferisce rallentare, poi cerca di andare via, ci va via molto bene, alza e schiaccia di Muglia, parata di Barozzi, ma grande occasione, grande carattere di questo ragazzo arrivato qui a Breganze e che ha disputato una regular season veramente interessante per Muglia. 19 reti in regular season e la rete, ricordiamola, che ha deciso la Coppa Italia di Trissino, che Breganze quest'anno ha vinto contro il Sarzana. Tanto viene fischiato un altro blocco nei confronti di Montigel, quindi secondo fallo di squadra del Breganze, 3 invece quelli del Viareggio, con Montigel che è lì che parla con l'arbitro. Viene chiamata la distanza regolamentare dei 3 metri. Gavioli, Ventura, Montigel, tutti pronti a ricevere la pallina, prova Ventura, quindi arriva il tiro di Montigel, respinto, Montigel rimane comunque in possesso di pallina. Gavioli ancora per il CGC, prova il taglio in anticipo però rispetto a Montigel, quindi Muglia già dall'altra parte, ma fa tempo a riposizionarsi la difesa del Viareggio. Muglia, pallina che viene respinta, recuperata quindi da Martinez. Martinez dietro porta di Barozzi, viene toccato, l'arbitro dice che si può proseguire, Martinez rimane in possesso di pallina, Martinez prova il tiro, troppi uomini però lì davanti. Attenzione perché viene fischiato il terzo fallo del Breganze su spinta di Martinez nei confronti di Montigel. Palagi intanto in velocità, ancora Martinez, andare a marcarlo, preferisce scaricare verso Ray Ventura, quindi si prova ad allargare ancora
con Montigel, Gavioli. Adesso il CGC da una parte all'altra della pista tentando di aprire quella che è la difesa del Breganze. Risultato ancora fermo sullo 0-0, 11 minuti e 10 secondi alla fine di questo primo tempo. Muglia, Ventura riesce a recuperare pallina, Gavioli prova a andare in profondità, preferisce scaricare però pallina verso il centro della pista. Si ricomincia quindi con Monticelli, attenzione, 4 secondi alla fine della conclusione, quindi Ventura prova il tiro, esce abbondantemente alla destra di Bruno Sgaria con Cocco già dall'altra parte, già riposizionata comunque la difesa di Francesco Dolce. Cocco quindi preferisce ripartire con Muglia, l'ex di turno di questa partita, ancora Capitan Cocco dietro porta di Barozzi, torna al centro della pista ancora Martinez. Adesso prova la manovra ragionata il Breganze, tiro da distanza un po' velleitario da parte di Martinez. Gavioli in velocità, Dal Santo riesce a tenerlo fuori dallo specchio della porta di Sgaria, ma Gavioli mantiene invece il possesso di pallina e Dal Santo che va a commettere però anche il quarto fallo di squadra per il Breganze, 3 invece quelli del Viareggio, quindi è primo time out chiamato Sponda Viareggina. Andiamo a riassumere la situazione qui alla Pala Ferrarin, dove mancano 10 minuti e 12 secondi alla fine del primo tempo. Il risultato è ancora di 0-0, 4 i falli di squadra del Breganze, 3 i falli di squadra invece del CGC. Partita assolutamente equilibrata, non tantissime occasioni da rete né da una parte né dall'altra, difese molto chiuse, squadre molto attente. D'altro canto questa sera entrambe rischiano qualcosa, rischia molto di più ovviamente Breganze, che qualora dovesse perdere abbandonerà anzitempo questa competizione ai playoff e ai quarti, mentre dall'altra parte il CGC vuole chiuderla qui la disputa dopo aver vinto all'overtime, ricordo la partita di gara 1 dopo essere finito 4-4 durante i tempi regolamentari. Viareggio sempre avanti, Breganze sempre a inseguire, invece poi c'è stato il break con le due reti di Gavioli e quindi Montigel nel secondo tempo supplementare, e che ha chiuso la partita sull'8-4. E adesso grandissima occasione quindi per la squadra di Francesco Dolce di andare in semifinale, ma la gara è ancora lunga e torniamo in cronaca diretta con Palagi che prova ad allargare con Gavioli, ancora Montigel. Intanto entrato in pista anche Liam Rosi per il CGC, quindi spazio indubbiamente anche i giovani, anche questo un giovanissimo interessante del vivaio del CGC con intanto attenzione Gavioli che aveva provato mettere dentro una pallina interessantissima. Dall'altra parte Texido che intanto è rientrato in pista, Texido contro Palagi, si va di corpo a corpo e viene invece fischiato il fallo di squadra proprio a Texido, e quindi quinto fallo di squadra. Viene chiamato subito un altro time out, questa volta Sponda Breganze. Qualcosa non è piaciuto probabilmente dopo l'ultimo time out a mister Diego Mir. Partita ovviamente molto difficile questo quarto di finale tra Viareggio e Breganze. Ricordo che in classifica il Breganze si è classificato quarto proprio a causa della sconfitta in casa durante l'ultima di campionato contro il Monza, 49 punti a pari punti con il Valdagno, ma il Valdagno aveva una migliore differenza reti negli scontri diretti, mentre il Viareggio si è classificato quinto con 46 punti e quindi alla fine questo è stato l'abbinamento del quarto. Ricordo gli altri quarti con Follonica Valdagno, anzi Valdagno Follonica sono già in gara 2 dopo che gara 1 si è conclusa per 2-0 del Valdagno sul Follonica, quindi Trissino Lodi e Sarzana Forte dei Marmi. Si può quindi ricominciare. Montigel prova adesso a dare ai suoi con Gavioli in velocità, lungo Sponda. Gavioli preferisce riscaricare pallina verso Geppi Selva,
ancora per Montigello prova ad allargare il gioco ancora verso Selva, che intanto è rientrato in pista, indubbiamente, come avevamo già detto durante la gara di ritorno qui al Pala Ferrarin, quando era venuto il Braganza. Un Viareggio che con o senza Geppi Selva è un Viareggio che ha due facce completamente diverse. Geppi Selva che riesce sempre a mettere velocità e pericolosità all'attacco viareggino. Tanto il Braganza ci prova con Teixido, quindi Dal Santo prova ad allargare verso Martinez, ancora per Teixido. Martinez parte da lontanissimo, Martinez finta il tiro, prova ad andare in velocità. Teixido molto alta la marcatura, attenzione intanto a Muglia, è riuscito a liberarsi molto bene, ma che paratona Barozzi, vale quasi quanto una rete. Attenzione dall'altra parte, Montigello aveva suggerito per Selva, non è riuscito a stoppare bene il pallino. Interessante occasione anche per il Viareggio, ma che occasionissima avuta proprio da Samuele Muglia. Barozzi, grande parata, quindi Montigello adesso prova ad accentrarsi. Montigello e ancora Muglia è riuscito a intercettare pallina, quindi Martinez in velocità. Martinez prova ancora una volta sugli scudi, Barozzi prova ad andare in velocità, Selva e alza il guantone proprio Bruno Sgaria con Martinez, prova a lanciare Dal Santo, lungo balaustra. Dal Santo rallenta, preferisce tornare ancora verso Martinez, quindi Teixido. Dal Santo viene richiamato, rientra Michans. Stessa cosa che si diceva per Geppi Selva, lo si può dire per Michans per quanto riguarda il Braganza, giocatore assolutamente fondamentale, 30 reti durante la regular season per Eloy Michans, arrivato quest'anno proprio qui alla corte di Diego Mir e vincitore già di una Coppa Italia. Teixido intanto dietro verso Michans, prova a mettere lì una pallina per la deviazione. Teixido, pallina che rimane però lì, viene recuperata però da Samuele Muglia, prova a fare tutto da solo Muglia, però viene fermato ancora una volta proprio da Gavioli. Ancora Selva dietro per Gavioli, intanto prova a suggerire ai suoi Francesco Dolce dalla panchina. 6 minuti 45 secondi alla fine del primo tempo, 0-0 qui al Pala Ferrarin, partita tiratissima con Gavioli. Prova ad allargare Montigello verso la sponda bassa, Geppi Selva, ma è tutto chiuso lì davanti, serrate le fila degli uomini di Diego Mir. 5 secondi di antigioco, pallina che quindi deve essere lasciata lì perché possa rigiocarla il Braganza. Così è con Teixido, adesso Michans, Martinez, centro della pista, sempre molto alta la difesa da una parte e dall'altra. Muglia si porta dietro porta di Leo Barozzi, scarica dietro ancora verso Michans, 16 secondi alla fine, prova il tiro Martinez centrale, nessun problema per Barozzi, quindi pallina che può essere ripresa proprio da Selva. Intanto c'è uno scontro tra Muglia e proprio Liam. Ci prova adesso Braganza con Teixido, quindi Martinez. 5 minuti 20 secondi alla fine di questo secondo tempo, con Martinez in possesso di pallina per il Braganza. Michans prova a partire da molto lontano, ma viene sempre chiusa la manovra del Braganza appena superano il centro della pista. Prova Muglia adesso in avanti, viene però subito fermato ancora una volta da Barozzi. Martinez vede finta il tiro, poi perde contatto con la pallina. Montigello riesce ad andare a recuperarla. Buona la presenza anche di pubblico per questa gara 2. Indubbiamente è stata chiamata la cittadinanza ad assistere appunto a questa gara importantissima per Braganza, e la cittadinanza ha risposto molto bene con il palazzetto quasi tutto pieno. Geppi Selva intanto al tiro fuori dallo specchio della porta,
Michans prova il Braganza ad alzare i ritmi, dietro ancora per Teixido. Teixido prova il fondo, dietro porta ancora di Leo Barozzi. C'è proprio Montigel a marcarlo stretto. Muglia allarga ancora per Dal Santo per questi ultimi 4 minuti. Attenzione a Muglia, tiro centrale di Muglia, troppo debole per impensierire Barozzi. Ci prova ancora una volta Muglia, prova un alza e schiaccia ancora Barozzi sugli scudi. Michans insiste il Braganza, buon momento questo per i rossoneri. Teixido, tiro di Teixido fuori dallo specchio della porta, pallina che si alza. Tanto viene chiamato anche il secondo time out. Ricordo che da quest'anno ci sarà la possibilità di da quest'anno c'è la possibilità di chiamare 2 time out, i primi di 1 minuto, il secondo un time out molto più corto, un time out di 30 secondi. Viene chiamato questa volta Sponda Viareggina, quindi sicuramente qualcosa da sistemare Francesco Dolce per questi ultimi 3 minuti e 47 secondi da giocare in questo primo tempo. Ricordo che questa è la gara 2 dei quarti di finale, dopo che gara 1 è terminata sull'8-4 per il CGC Viareggio. Pallina quindi che deve essere rigiocata da Braganza con Teixido. Quindi Michans pronto a ricevere palline. Attendiamo che Leo Barozzi si sistemi nella gabbia del CGC e poi si potrà ricominciare per questi ultimi 29 secondi, anzi è stato riportato a 45 adesso il timer, quindi altri 45 secondi di tempo proprio per il Braganza per andare alla conclusione. Ci prova subito con Teixido, lungo Balaustra, Ray Ventura che intanto è rientrato in pista per il CGC con Michans, possesso di pallina. Michans prova ad accentrarsi, vanno subito a chiuderlo in 2 Selva e Ventura. Ci prova Teixido ancora sugli scudi e Dal Santo non riesce ad andare in ribattuta, anche perché spazza via proprio Barozzi. Attenzione, prova il taglio Ventura, pallina che viene recuperata da Teixido e Michans per un attimo aveva intercettato pallina proprio Geppi Selva. Prova il taglio, intanto il tiro dalla distanza proprio Mattia Cocco e la deviazione di Ventura per poco non ingannava proprio Barozzi. Rimane ancora Liam in pista per Liam Rosi per quanto riguarda il CGC. Ventura intanto, Selva prova a manovrare il centro della pista ancora con Rosi, quindi Ventura ancora si riparte dietro, 10 secondi per andare alla conclusione. Si prova Selva, sta filata centrale, dice di no proprio Sgaria. Dall'altra parte ci prova anche Mattia Cocco fuori dallo specchio della porta. Ventura prova a rilanciare in velocità proprio Geppi Selva, ma va in contrasto molto bene Stefano Dal Santo, quindi riesce ad andare a recuperare pallina, quindi dietro ancora per Palagi. Ci prova ancora Ventura, quindi Selva viene attaccato e marcato però proprio da Michans e Selva, lungo Balaustra preferisce andare a scaricare pallina ancora su Palagi, quindi con Ventura lungo Balaustra in velocità, prova l'accelerata con pallina dietro verso Palagi si libera molto bene, ma poi il raddoppio Michans va a chiudergli la strada, quindi tiro dalla distanza, ma quando mancavano appunto pochi secondi alla fine del tempo necessario al quale arrivare alla conclusione. Prova il Geppi Selva dal centro della pista, pallina abbondantemente alta sopra la porta di Sgaria. 1 minuto e 35 secondi alla fine di questo primo tempo, risultato ancora di 0-0 qui al Pala Ferrarin con Capitan Cocco. Prova a lanciare ancora Michans, taglio di Michans, però Dal Santo non riesce ad andare a girarsi, quindi la pallina poi rimane lì, prova a ripartire in velocità Rosi,
scivola sulla pallina, quindi va a terra, nessun fallo né da una parte né dall'altra. Prova Viareggio con Ventura, quindi Rosi. Tanto inizia l'ultimo giro di orologio qui alla Palla Ferrarin di questo primo tempo, 0-0 il risultato con Palagi lungo balaustra, ci prova Palagi, si ferma però perché è tutto chiuso. Geppi Selva prova una delle sue accelerate, arriva la staffilata di Selva che però prende Cocco dal Santo intanto. Dietro porta di Barozzi, Stefano Dal Santo per Mattia Cocco. Teixido con la Michans, vedremo se vorranno andare alla fine dei secondi per tentare di andare alla conclusione. 14 secondi alla fine del primo tempo. Ancora Mattia Cocco, Capitan Cocco prova ad andare in avanti verso Teixido, prova il tiro di Teixido e pallina che parata da Barozzi, poi rimane lì e quindi Del Santo non riesce poi andare a impattare per il tap-in, e quindi il risultato dopo questi primi 25 minuti di gioco qui al Palla Ferrarin, 0-0 tra Breganze e Viareggio. Sicuramente una partita equilibrata, una partita che sicuramente è stata giocata da una parte o dall'altra. Abbiamo qui con noi anche Roy Lepore, voce del CGC Viareggio. Un primo tempo assolutamente equilibrato, da una parte e dall'altra si mira prima a non prenderle, prima ancora di costruire. Sì, intanto buonasera ovviamente anche da parte mia, un buon primo tempo come lo è stato sabato a Viareggio, con le due squadre che non si stanno risparmiando nulla, e questo è bello per lo spettacolo, con il pubblico che si sta divertendo, sta sostenendo le due squadre. Abbiamo visto un Muglia scatenato che ha recuperato dal punto di vista fisico rispetto alla settimana scorsa, un 100 giovani calciatori che è andato vicino alla conclusione importante, ma dalla parte opposta le risposte del Breganze non si sono fatte attendere. Quindi fino a questo momento partita equilibrata e diciamo ci stiamo divertendo. Secondo tempo tutto da vivere? Tutto da vivere, ovviamente vedremo anche dal punto di vista fisico chi ne avrà di più, perché ovviamente alla lunga potrebbe fare anche la differenza il piano fisico. Noi ci sentiamo tra poco.
Ben ritrovati quindi dal Pala Ferrarin di Breganze, tutto pronto per questo secondo tempo dopo che la prima frazione si è conclusa sullo 0-0 tra Breganze e Viareggio, con il Viareggio che prova a schierare Ventura, quindi Selva, Palagi, Montigello, ovviamente Barozzi in porta, dall'altra parte invece Michans, Cocco, quindi Muglia che era stato in pista al posto di Teixido, con Martinez adesso in possesso di palla e ovviamente Sgaria tra i pali. Come si diceva, 0-0 il risultato dopo i primi 25 minuti di gioco, 5 falli di squadra per il Breganze, 3 invece quelli del Viareggio, partita tiratissima. Michans adesso 5 secondi ad andare alla conclusione con Muglia, attenzione, non riesce a girarsi Michans e time out per quanto riguarda i 45 secondi necessari per la conclusione in porta, quindi nulla di fatto, con una pallina che è arrivata dalle parti di Barozzi. Ovviamente in questo secondo tempo la squadra di Diego Mir dovrà cercare di premere sull'acceleratore per andare a prendersi la gara necessaria. Ricordo appunto, questa è gara 2 dopo che gara 1 è stata vinta dal Viareggio, e da una parte o dall'altra dovrà pendere il risultato. Monticelli intanto prova ad allargare verso Palagi, dietro per Ray Ventura, prova lungo balaustra, Ventura, tiro di Ventura però viene fermato da Capitan Cocco, con Teixido che rimane che va a prendersi pallina nell'angolo alla sinistra di Sgaria. Teixido prova a lanciare lungo balaustra ancora per Muglia, Muglia prova ad andare dietro porta di Leo Barozzi, difesa del CGC però molto bassa a difesa proprio della porta del portiere, con il Breganze che fatica a trovare il bandolo della matassa questa sera, fatica a trovare delle conclusioni che possano impensierire l'estremo difensore toscano, con Cocco. Adesso prova Cocco, ma pallina che viene deviata ancora da Ray Ventura quando manca un secondo alla conclusione. Ancora una volta, con quindi passati 45 secondi, pallina che deve essere rigiocata dal Viareggio. Viareggio in questo secondo tempo che fa circa lo stesso lavoro che nel primo, molto attendista, cerca l'occasione giusta, non va a forzare i tempi. La squadra di Francesco Dolci in maniera molto intelligente non va a prendersi rischi inutili. Ci prova adesso ancora Nicola Palagi, apre per Montigel, Montigel preferisce scaricare verso Ray Ventura che si accentra, prova ad andare via Cocco, desiste, quindi pallina che viene per un attimo toccata proprio da Montigel, che intanto si prende anche il fallo. Attenzione, Montigel adesso riesce a bloccare, pallina contropiede, Montigel al volo, Bruno Sgaria, bravissimo, ma occasionissima per il CGC. Adesso dall'altra parte Cocco prova per il taglio verso Muglia, Muglia che comunque rimane in possesso di pallina per il Breganze. Muglia prova a fare tutto da solo, Muglia arriva fino a davanti a Barozzi, nulla da fare ancora Muglia, lungo balaustra, e questa volta va a prendersi invece il fallo di squadra, il sesto fallo di squadra del Breganze, che inizia a caricarsi. Ricordo che al 10° arriverà il punizione di prima per la squadra, a favore della squadra che subisce 10 falli di squadra. Geppi Selva va via in velocità, Geppi Selva, Bruno Sgaria riesce a chiudere tutto, ci prova adesso il Breganze, tiro intanto di Martinez che però viene sporcato, e pallina che può essere recuperata da Ventura. Forse si poteva giocare un po' meglio questo contropiede con Palagi. Intanto prova il taglio a cercare proprio Montigel che si era liberato da solo al centro dell'area, pallina che viene sporcata ma viene recuperata. Ventura intanto con Geppi Selva, prova ad andare Geppi Selva dietro porta ancora di Sgaria, Selva viene tenuto però a bada proprio da Muglia, ancora Selva in possesso di pallina per Palagi, dietro verso Ventura, ancora Selva, quindi si allarga verso Montigel, la squadra di Francesco Dolce. Ultimi 2 secondi per arrivare alla conclusione, prova il tiro in doppia battuta dalla distanza, nessun problema per Muglia, e Capitan Cocco prova ad andare in avanti, viene chiuso però ancora una volta da Montigel. Rientra intanto Teixido al posto proprio di Muglia, e quindi
rientra allo starting 5 iniziale per la squadra di Diego Mir. 20 minuti e 50 secondi alla fine del secondo tempo, sempre 0-0 qui al Palaferrarin, con Michans dietro per Teixido. Teixido prova per vie centrali, Teixido arriva fino alla conclusione centrale, Leo Barozzi a dire ancora una volta di no con Palagi. Ventura, vede uno spiraglio, pallina che passa alla destra proprio di Sgaria con Coco adesso già dall'altra parte. Michans prova ad allargare verso Martinez, si chiude però la difesa del Viareggio. Questa volta Monticelli va a commettere lui fallo, quindi quinto fallo di squadra per il CGC, sesto invece per il Breganze. 20 minuti e 16 secondi da giocare in questo secondo tempo, con pallina che dovrà essere rigiocata da Breganze. Lo provvede adesso Martinez verso Teixido, quindi Michans ancora per Coco, prova ad andare alla conclusione Coco, trova però Palagi, Coco riesce ad andare a recuperare pallina in prima battuta, non sul rientro poi di Geppi Selva che va a togliere pallina e quindi può ricominciare a tessere la trama offensiva il Viareggio. Ci prova Ventura, vede lo spiraglio, Ventura, tiro e ancora Bruno Sgaria sugli scudi, prova ancora Palagi, dietro palline verso Monticelli, partita che ci aspettiamo ovviamente che da una parte o dall'altra a un certo punto si possa aprire, perché entrambe hanno bisogno appunto di andare a rompere gli equilibri. Adesso ci prova Ventura, Monticelli dietro verso Nicola Palagi, tutto chiuso però da Capitan Coco, quindi ci prova con Ray Ventura che l'arbitro ferma perché dice si è portato avanti pallina con il pattino, quindi pallina che rientra nelle stecche rossonere con Michans. Michans prova il gioco di gambe, preferisce scaricare dietro verso Coco che le lascia Teixido, ancora centro dell'area, si prova a defilarsi, il tiro di Teixido chiude tutto però ancora Barozzi. Palagi si allarga verso Ventura, ancora per Geppi Selva, quindi Ventura. Monticelli ancora per Ventura dall'altra parte della pista con il Viareggio che prova a insistere in questa fase di gioco. Geppi Selva riesce ad arrivare al tiro ma non a imprimere potenza, nessun problema per Sgaria. Ripartono però i 45 secondi, possesso palla quindi prolungato in questo momento per il CGC che con Monticelli dietro porta ancora di Sgaria. Monticelli dietro verso Reinaldo Ventura, si gira Selva, la parata di Monticelli. L'arbitro dice però stecca alta e quindi pallina che doveva essere rigiocata dal Breganze. 18 minuti e 6 secondi da fine del secondo tempo, 0-0 ancora il risultato qui al Palaferrarin tra Breganze e Viareggio, con pallina che doveva essere rigiocata. Michans prova con Gerard Teixido, Martinez ancora per Michans, taglio di Teixido, non aveva capito però Michans, pallina e quindi azione che va a perdersi sul fondo con Geppi Selva che va a recuperarla. Palagi, Monticelli, lungo balaustra ancora nell'angolo basso Ventura. Prova a scendere intanto Gavioli che è entrato in pista proprio al posto di Geppi Selva. Intanto entra anche Dal Santo al posto di Martinez con Coco. Dal Santo finta il tiro Dal Santo, quindi Michans ancora per Mattia Coco. Michans, pallina che però viene fermata proprio da Gavioli in velocità. Palagi apre troppo avanti però per Gavioli, nulla da fare.
Pallina che comunque rimane nelle stecche dei bianconeri, stasera in casacca nera con bande gialle del Viareggio, con Gavioli ancora in possesso di pallina. Gioca sulla balaustra Montigelli, però capisce tutto Teixeira, va a prendersi pallina. Attenzione perché Montigelli va a spingere Michels e arriva il cartellino blu per Fernando Montigelli. L'arbitro era proprio a 2 passi ed è andato subito a mostrare il cartellino blu. Fernando Montigelli, che quindi dovrà stare in panca puniti per 2 minuti e punizione di priva per Gerard Teixeira. Breganze quindi che ha l'occasione di portarsi in vantaggio, è la prima punizione fischiata in questo primo tempo, scusate, in questa partita. 16:36 secondi alla fine del secondo tempo, con Gerard Teixeira che si posiziona a pallina. Intanto gli arbitri si posizionano. Gerard Teixeira contro Leo Barozzi. Tutto pronto per questa punizione di prima, l'arbitro facendo che si può partire, quindi Teixeira parte contro Leo Barozzi. Gerard Teixeira si alza a palla, poi non riesce a trovare l'impatto e quindi occasione sprecata per il Breganze. Prova intanto il tiro di Michels dalla distanza con Ventura. Prova ad allargare verso Gavioli, ovviamente adesso sono 3 giocatori contro 4, inferiorità numerica per il Viareggio. Vedremo se Breganze saprà sfruttare questa superiorità numerica. Ci prova con Michels. Ovviamente Viareggio in triangolo basso dalle parti di proprio Barozzi. Bello il taglio di Cocco ancora per Teixeira, nulla da fare con Michels che va ancora a recuperare pallina. Dal Santo adesso in possesso di palla con Michels. Dal Santo ancora per Cocco, come nell'azione precedente. Barozzi questa volta però arriva il tiro, arriva la parata di Barozzi con Michels. Prova Michels ad andare via. Michels, tiro di Michels che viene però sporcato da Gavioli sopra lo specchio della porta. Teixeira ritorna in possesso di pallina con Michels e Cocco dentro a suggerire ancora Dal Santo. Tiro di Cocco che viene respinto però da Barozzi e quindi dall'altra parte prova Gavioli a tenere lontana la pallina dall'area, però Capitan Cocco va a riprendersela. Ancora Mattia Cocco per Michels. Cocco, Michels, Teixeira provano adesso ancora il tiro e Barozzi. Che parata quella di Leo Barozzi sulla staffilata secca proprio di Michels. Già seconda parata incredibile quella di stasera, un muro. Leonardo Barozzi. Dal Santo e Ventura intanto prova il tiro. Niente da fare per Breganze, non riesce a mettere pallina alle spalle dell'estremo difensore viareggino con Teixeira. Adesso riprova, intanto è finito anche il power play e quindi Breganze e Viareggio ritornano con 4 uomini di movimenti. Teixeira intanto prova ad andare via, viene fermato, quindi Cocco prova Cocco, tiro di Cocco, esce alla sinistra proprio di Barozzi. Montigelli va a recuperare palline. Ventura contro Gavioli. Ventura ancora, Gavioli a manovrare il centro della pista con Montigelli. 13 minuti 43 secondi alla fine di questo secondo tempo, sempre 0-0 e grande occasione
grande occasione per il Braganza di andare in vantaggio, non sfruttata da Gerard Ixido. Tanto arriva anche il settimo fallo di squadra di Dal Santo su Montigel, quindi Braganza che si avvicina pericolosamente alla soglia dei 10 falli di squadra, con Martinez intanto che rientra in pista al posto di Capitan Mattia Cocco. Tanto viene dato il primo richiamo ufficiale a Reinaldo Ventura, quindi prima ammonizione per Reinaldo Ventura. Pallina che dovrà essere rigiocata dal Viareggio sulla tre quarti pista. Ancora conciliabolo tra i giocatori viareggini e l'arbitro. Montigel sul punto di battuta, pronti a ricevere Selva e Ventura. Prova pallina per Geppi Selva, preferisce andarsela a giocare Gavioli, ancora prova il dai e vai con Montigel, ritorna in possesso di pallina Ventura dalla distanza, pallina che si perde a destra delle porte di Sgaria, che poi viene recuperata proprio da Teixido. Tiro di Teixido e ancora paratona di Leo Barozzi. Ci prova intanto Braganze, intanto chiede anche un cambio pulizia visiera proprio Leo Barozzi. Stasera bisogna dire un Leonardo Barozzi monumentale per quanto riguarda il Viareggio. Ci ha provato in tutte le maniere la squadra di Diego Mir, ma nulla da fare. Riassumiamo intanto la situazione qui al Pala Ferrarina con 13 minuti e 7 secondi ancora da giocare qui in gara 2 tra Braganza e Viareggio. 7 i falli di squadra del Braganza, 5 invece quelli del CGC Viareggio. Barozzi che intanto può rientrare in gabbia portieri con Montigel sul punto di battuta dietro per Ventura. Ventura prova in accelerati in avanti ancora per Geppi Selva, lungo balaustra la squadra di Francesco Dolce, ancora per Ventura. C'è il break però di Dal Santo, pallina verso Teixido, Martinez, ancora verso Michans, Martinez. Fide di Martinez che però alla fine vanno a farlo riprendere pallina proprio da Montigel, e questa volta è Bruno Sgaria a levare gli scudi e a non permettere la rete del vantaggio del CGC. Dall'altra parte Michans alza e schiaccia, e ancora una volta Barozzi. Indubbiamente stasera entrambi i portieri sono stati pazzeschi da una parte e dall'altra, non hanno lasciato passare veramente nulla, nessuna incertezza. I migliori in pista in assoluto in questa gara 2. Dopo l'1 contro 1 di Montigel contro Bruno Sgaria, dall'altra parte Michans contro Barozzi. Tutti e due i casi i portieri hanno veramente tolto una pallina insidiosissima. Ma torniamo in cronaca diretta con Geppi Selva che ci prova lungo balaustra. Martinez lì a marcarlo, riesce a toccarla per un attimo. Michans va via in velocità. Michans si defila, prova il taglio verso Stefano Dal Santo, il quale però non riesce a controllare pallina. Attenzione a Gavioli dall'altra parte, tocca con la punta della stecca proprio Sgaria e interrompe l'azione offensiva del Viareggio. Martinez, 11 minuti 50 secondi alla fine del secondo tempo, con Stefano Dal Santo in possesso palla ancora per Teixido. Prova a centrarsi Teixido, le vie centrali tutte chiuse, si deve ricominciare ancora da Michans, lungo balaustra ancora per Martinez, finta il tiro Martinez, prova ad andare via Martinez, non riesce però a mettere pallina
sul set alle spalle di Barozzi. Intanto arriva anche l'8º fallo di squadra del Breganze. Montigel verso Gavioli, ancora Montigel, centropista Ventura. Tanto inizia un pressing piuttosto alto la squadra di Diego Mir. Gavioli prova ad accentrarsi, Dal Santo riesce a intercettare pallina, cerca di aumentare la pressione il Breganze. Martinez, e che cosa non ha tolto ancora una volta Barozzi. Martinez fa tutto da solo, vola a terra, ma l'arbitro va a richiamare proprio Martinez, quale riceve il primo richiamo ufficiale. E il 9º fallo di squadra del Breganze, quindi Breganze che si avvicina al 10º fallo di squadra, e viene chiamato intanto il time out. Sponda questa volta CGC Viareggio. Riassumiamo ancora la situazione: Pala Ferrarin, 10 minuti e 44 secondi ancora da giocare in questo secondo tempo, con il Breganze che ha raggiunto i 9 falli di squadra, CGC Viareggio 5. Risultato ovviamente sempre fermo sullo 0-0, e quindi adesso per il Breganze ci sarà anche la spada di Damocle della possibilità che arrivi anche il 10º fallo, e quindi la punizione di prima conseguenziale a un eventuale 10º fallo, e si fa veramente dura per la squadra di Diego Mir. Finisce adesso quindi il time out chiesto Sponda CGC, con la pallina che dovrà essere rigiocata ancora dai toscani. Montigel e Geppi Selva sul punto di battuta, Martinez e Stefano Dal Santo pronti ad andare subito a mettere pressione al portatore di palla. Ci prova intanto Gavioli a prendersi pallina. Reinaldo Ventura prova a farsi spazio, Reinaldo Ventura ancora per Montigel, Gavioli dietro ancora verso Montigel, quindi Ventura, tiro di Ventura intercettato però da Stefano Dal Santo. Montigel ancora in possesso di pallina per il Viareggio. Montigel gira in porta di Sgaria, quindi Gavioli prova a partire da tutto solo, il taglio di Gavioli. Geppi Selva però tanto era di spalle, quindi non arriva a intercettare pallina. Coco, tiro di Coco alto sopra lo specchio della porta, pallina che viene recuperata ancora da Selva, quindi Ventura in avanti per Gavioli, dietro ancora per Selva, prova ad allargare verso Montigel, quindi Ventura, ancora Montigel, scusate, ancora Selva, prova a scendere lungo balaustra. Selva preferisce tornare verso il centro della pista. Attenzione a Ventura, si crea lo spazio, Ventura sta affilata, si era immolato per un attimo, c'era Stefano Dal Santo e credo che abbia sentito, forse aveva intercettato in parte il tiro di proprio Ray Ventura, ed entrano, necessario fare entrare anche i sanitari, quindi dal regolamento Stefano Dal Santo dovrà uscire dalla pista. Tiro no, non sembra aver toccato, abbiamo visto grazie ai colleghi viareggini il replay, non sembra aver toccato il tiro, ma probabilmente è stato uno stiramento, una cosa dovuta al fatto che si era immolato per andare a cercare di intercettare proprio il tiro di Reinaldo Ventura. Deve uscire però sorretto Stefano Dal Santo. Applauso del palazzetto per Dal Santo, che deve uscire sorretto appunto da
il massaggiatore, quindi dal Lucas Martinez. Al suo posto Samuele Muglia, entra al posto di Stefano Del Santo. Quindi Muglia, Cocco, Michans e Martinez sono i 4 giocatori di movimento adesso per il Breganze. Muglia indietro per Michans, allarga verso Cocco, quindi ancora Muglia, ancora Mattia Cocco. Prova a cercare il pertugio, tiro centrale ancora di Cocco. Nessun problema per Barozzi, tiro di Ventura centrale. Ha provato in doppia battuta, attenzione perché Ventura non è riuscito a imprimere potenza alla pallina e blocca tutto Sgaria, ma grande occasione per il CGC, che adesso invece Breganze che prova a insistere con Martinez, tiro di Martinez, viene intercettato da Montigel, pallina che rimane però nelle stecche rossonere con Muglia in possesso di pallina, preferisce retrocedere fino al centro della pista. Muglia, tiro di Muglia sul casco proprio di Barozzi. 8 minuti e 30 secondi, 31 secondi anzi ancora da giocare. Fallo di squadra intanto del Viareggio, che arriva quindi a 6 falli di squadra, sempre 9 invece quelli del Breganze. 8 minuti e 31 secondi come si diceva da giocare, con Cocco che prova ancora in avanti, scende, prova il taglio per Muglia, niente da fare, troppo veloce la pallina. Muglia però prende possesso di pallina con Michans ancora in scambio verso Cocco, quindi Samuele Muglia dietro porta di Barozzi, aspetta il posizionamento dei suoi compagni, preferisce ricominciare verso Michans, tiro dalla distanza di Michans, intercettato per un attimo proprio da Selva, quindi Michans per Martinez, tiro dalla distanza di Martinez perché stavano scadendo i 45 secondi per arrivare alla conclusione, e quindi pallina che dovrà essere rigiocata dal Viareggio. L'arbitro fa ripetere il punto di battuta della punizione. Sul punto di battuta c'è Montigel con Ventura, prova ad allargare Gavioli ancora per Ventura, ancora Gavioli in possesso di pallina. Montigel per centro della pista per il Viareggio, Gavioli in avanti, non si intende però con Montigel, pallina che può essere recuperata da Martinez. Michans intanto, lungo balaustra per Michans, il taglio, niente da fare, Leo Barozzi respinge pallina, attenzione con la conclusione di Selva alta sopra la porta, difesa da Bruno Sgaria con Martinez che va a riprendersi pallina dietro verso Michans. Muglia va a prendersela sulla tre quarti, scarica verso Martinez che chiede il dai e vai a Michans, quindi capitano Cocco che intanto è entrato. Attenzione a Michans ancora per Mattia Cocco. Cocco per Michans, se la alza. Il catalano non riesce poi però ad andare a impattare con la pallina e niente da fare, pallina che adesso è nelle stecche dei viareggini con Ventura, finta il tiro, Ventura tenuto lì da Michans, può essere intercettata la pallina proprio da Muglia, prova a liberarsi, Muglia alza e schiaccia, ancora niente da fare, attenzione perché adesso arriva il 10° fallo di squadra per fallo di Muglia su Geppi Selva, e quindi adesso ci sarà l'occasione per il CGC Viareggio di portarsi in vantaggio. 6 minuti e 23 secondi alla fine di questo primo tempo. Andiamo a vedere Geppi Selva, quindi Bruno contro Bruno Sgaria.
possibilità quindi di portarsi in vantaggio il Viareggio per la prima volta in questa partita. Dall'altra parte però ovviamente c'è Bruno Sgaria, già aveva fallito una punizione di prima proprio Gerard Texido. Quindi Selva per il tiro diretto contro Sgaria. Tutto pronto, l'arbitro controlla, si può partire. Geppi Selva contro Bruno Sgaria, para Sgaria e quindi il risultato che non si sblocca, e anche in seconda battuta riesce a parare, quindi sbaglia anche Geppi Selva dopo quindi dopo Gerard Texido. È veramente partita che non si sblocca qui alla Pala Ferrarin tra Braganza e Viareggio, con il Viareggio che appena adesso ha fallito una punizione di prima proprio con Geppi Selva. Quindi 6 minuti 12 secondi alla fine di questo secondo tempo, a reti inviolate. Michans per il Braganza, Martinez, ancora Mattia Cocco, ancora per Michans, tiro di Michans, il palo di Michans, prova ancora il tiro, ancora una volta Eloy Michans, questa volta Barozzi. Vicino quindi al vantaggio anche il Braganza con Michans. Cocco in avanti, pallina che viene però intercettata proprio da Montigel. Montigel prova ad allargarsi, Montigel mette lì una pallina che esce alla sinistra però di Sgaria, quindi Muglia prova ad accentrarsi, Muglia, tiro di Muglia fuori dallo specchio della porta, dell'est di Barozzi. Ventura per il Viareggio, molto alta la pressione da parte ovviamente adesso dei giocatori di Diego Mir, dopo che hanno superato indenni il 10° fallo di squadra, hanno praticamente altri 4 falli da giocarsi, quindi possono andare a mettere più pressione ai portatori di palla senza andare ovviamente a commettere l'errore di sbilanciarsi. Prova adesso Viareggio, Geppi Selva lungo balaustra dietro porta di Sgaria, non c'è nessuno però a suggerire, attenzione perché manca un secondo e arriva il tiro dalla distanza di Gavioli, che c'entra però uno tra Montigel e Muglia, che erano proprio lì davanti, quindi pallina che può essere rigiocata dal Braganza. Ci prova Mattia Cocco e intanto viene fischiato un fallo di squadra al Viareggio, quindi 7° fallo di squadra del Viareggio, e viene chiamato anche il time out, questa volta sponda breganzese. La particolare classifica, le particolari statistiche ci dicono che ha le punizioni di prima il Viareggio è la seconda squadra in campionato con 25 punizioni battute, 12 segnate, 13 sbagliate, quindi una media del 48%, mentre Braganza è quinto in classifica con 22 punizioni tirate, di cui 8 siglate mentre 14 sbagliate, quindi una media del 36%. Invece per quanto riguarda i rigori, qualora ce ne fossero, entrambe le squadre sono messe molto bene, perché il Braganza in regular season in questa particolare classifica si è classificato primo con 11 rigori, 8 segnati, 3 sbagliati, 72% la media di realizzazione, mentre dall'altra parte il Viareggio si è classificato secondo, 24 i rigori assegnati al Viareggio, di cui 14 siglati, 10 sbagliati, una media del 58%. 4 minuti 20 secondi alla fine del secondo tempo, gara 2, quarti di finale, Pala Ferrarin tra Braganza e Viareggio, 0-0 il risultato, 10 i falli di squadra del Braganza e 7 invece quelli del Viareggio, con Cocco sul punto di battuta dietro Michans e Martinez, tiro di Martinez che va però a impattare proprio su Cocco,
e quindi niente da fare. Pallina che può essere recuperata da Montigelli per il Viareggio. Gavioli in velocità verso Ray Ventura, quindi Geppi Selva, ancora Gavioli, si accentra Gavioli. Texido intanto in pista per il Breganze, prova a mettere lì pallina Ventura, che poi si era lamentato, non abbiamo capito bene di cosa. Pallina di Ventura che viene sporcata ancora da Texido, quindi Mattia Cocco preferisce tornare sui suoi passi. Martinez ancora da Texido, quindi Mattia Cocco dietro per Michans. Prova il tiro, Michans, ancora una volta Barozzi a dire di no con Gavioli. Tiro di Gavioli questa volta, sempre Michans in fase anche di copertura difensiva su Gavioli. Tanto viene superata la lunetta proprio da Gavioli, quindi pallina che deve essere rigiocata dalle Breganze. Martinez, prova Martinez, riesce a superarne un paio ma poi non riesce ad andare a indirizzarla dalla parte giusta. Pallina che deve essere rigiocata da Breganze, ci prova adesso ancora Martinez per i rossoneri con Mattia Cocco. 3 minuti e 7 secondi alla fine del secondo tempo. Ancora Mattia Cocco in possesso di pallina, ci prova, bella questa volta la conclusione di Texido ma nulla da fare. Barozzi, palla ancora. Viareggio con Reinaldo Ventura, supera la metà pista Ventura per ancora Geppi Selva, ancora Gavioli, scende lungo balaustra, Gavioli dietro porta di Sgaria. Gavioli prova il dai e vai con Ventura, ancora in possesso di palla, di pallina, sempre Gavioli marcato stretto da Michans, va a disturbarlo ma riesce comunque a scaricare pallina dalle parti di Ventura. Texido intanto prova ad andare a disturbare proprio il tiro di Ventura dalla distanza con che esce alla destra proprio di Sgaria. 2 minuti e 9 secondi da giocare in questo secondo tempo, ancora con Cocco. Martinez ancora per Michans. Breganze ancora ci prova in avanti, Michans, tiro centrale a guantoni chiusi, ancora Barozzi. Adesso Monticelli aveva provato a lanciare Gavioli, pallina viene intercettata, ancora Martinez, torna in possesso di pallina Martinez per Cocco, però viene fermato all'ultimo proprio da Reinaldo Ventura. Gavioli adesso in possesso di pallina per il CGC con Ventura che supera la metà pista, ci prova Monticelli dietro porta di Sgaria, dietro verso ancora Gavioli, ancora Ventura centrale per Monticelli, ancora Ventura, si tiene al centro della pista il Viareggio che prova a far girare pallina e far arrivare la fine dei 45 secondi per andare alla conclusione. Mancano 2 secondi, quindi Gavioli che prova ad andare alla conclusione ma il tempo ormai era scaduto. Martinez, tanto ultimo giro di orologio qui al Pala Ferrarin, 0-0 tra Breganze e Viareggio con Martinez, quindi ancora con Capitana Cocco, prova adesso a scendere proprio Texido sulla sinistra, marcato però da Reinaldo Ventura. 30 secondi alla fine, prova Texido e arriva la rete di Gerard Texido quando mancano 28 secondi alla fine del secondo tempo. Gerard Texido le mette alle spalle di Leo Barozzi, azione tutta personale del catalano che supera la difesa, si infila proprio al centro della difesa e riesce a infilare Leo Barozzi sulla destra, e quindi Breganze che passa in vantaggio a 28 secondi alla fine del secondo tempo. Rete importantissima ovviamente questa di Gerard Texido, che si fa così perdonare le punizioni di prima che aveva sbagliato in precedenza, e adesso mancano 28 secondi
alla fine di questa partita, una partita che è stata equilibratissima da una parte e dall'altra. Si è badato a non prenderle prima ancora che a darle. Tolgono il portiere Barozzi in 5 giocatori di movimento. Il CGC prova l'ultimo assalto verso il fortino del Forte dei Marmi, ci prova Ventura, tiro di Ventura centrale, attenzione perché a Gavioli è ancora il miracolo assolutamente di Bruno Scaria, e arriva la vittoria del Breganze in gara 2 dopo la rete a 28 secondi dalla fine proprio di Gelad Texido, il miracolo di Bruno Scaria, ma da una parte e dall'altra partita pazzesca con entrambi i portieri sugli scudi. Infatti è molto raro vedere una partita di hockey terminare 1-0. Un applauso ovviamente va a entrambe le difese, che sono state molto attente da una parte e dall'altra. Ovviamente adesso è tutto rimandato a gara 3 che si giocherà sabato, ricordo ancora, qui al Pala Ferrarin di Breganze. Sarà sicuramente, lo possiamo assicurare, un'altra sfida ancora più bella, ancora più interessante, perché in caso di vittoria o si passa o si esce da questi playoff quindi che si rimettono in pari per quanto riguarda il Breganze. Dall'altra parte invece fallito il primo tentativo, il primo match ball per quanto riguarda invece il CGC Viareggio. Noi quindi da parte di Ivo Peretto e Marco Silvestri, Studio 7 HD è veramente tutto. Ci risentiamo sabato, ciao!